Favori sempre per la scuderia Racconigi Regal Sprint, poi Admiral of the Red. Intanto sono partiti i 6 concorrenti con Regal Sprint che alla corda sembra assumere il comando delle operazioni, al largo c'è anche il suo compagno di colori Racconigi. Racconigi all'interno, Regal Sprint all'esterno, cavalli che stanno passando davanti alle tribune con al comando il numero 5 di Regal Sprint, al suo esterno c'è Odrovina, all'interno il numero 4 Racconigi, poi Air Chaparral, quindi Imerebelo a chiudere Odrovina. Si va sulla prima piegata, posizioni che sostanzialmente non cambiano, si procede con una dura abbastanza moderata, i 6 concorrenti raccolti in un fazzoletto di terreno, i 2 di scuderia sempre in quota a cercare di dettare le operazioni della corsa, in particolare Regal Sprint Racconigi, poi il numero 3 di Odrovina. Si va a completare anche la prima piegata con Regal Sprint e Racconigi sempre in tandem di testa, Odrovina al largo dei 2. Dietro c'è Air Chaparral, quindi Imerebelo e Admiral of the Red. Saltata un'altra siepe, si va a imboccare la seconda piegata del percorso. Adesso Racconigi su Regal Sprint, si fa sotto Air Chaparral che va all'interno di Odrovina. Cavalli in piegata con Racconigi a comando sul compagno Regal Sprint. Poi si fa sotto percorsi interni anche il numero 6 di Imerebelo con Raffaele Romano, al suo esterno c'è il numero 2 di Air Chaparral. Completata anche la seconda piegata, si viene in addirittura per l'ultima volta, poi comincerà l'ultimo giro di corsa, adesso aumenta il ritmo Racconigi, Regal Sprint in seconda posizione con Dominic Pazzusca che richiede maggiore impegno al suo allievo, all'interno c'è Raffaele Romano con Imerebelo, poi Air Chaparral e Odrovina in quinta posizione, più discosto il numero 1 di Admiral of Red. Cavalli che vanno ad affrontare adesso l'ultimo giro del percorso con Regal Sprint tornato al comando davanti al compagno di colori Racconigi, ma i 2 si alternano, in mezzo però ci si infila Air Chaparral che cerca di dar fastidio alla scuderia, all'attesa c'è Imerebelo. Cavalli a metà della penultima piegata con Regal Sprint allo steccato al comando, Racconigi al comando, Regal Sprint seconda posizione, percorsi interni c'è anche Air Chaparral e poi il numero 6 di Imerebelo a largo Odrovina, cavalli che vanno a affrontare per l'ultima volta la retta opposta a quella di arrivo con i 2 di scuderia che ripetono quello che si è visto nel passaggio precedente, cercano di comandare le operazioni più a lungo possibile. Cavalli che vanno a saltare ancora una siepe. Lo fa bene Racconigi che è al comando in questo momento, al suo interno c'è Raffaele Romano e Imerebelo e adesso in seconda posizione, poi Regal Sprint Odrovina e quindi Air Chaparral che ha perso qualche battuta, più discosto Admiral of the Red, lontano direi. Cavalli che vanno a affrontare l'ultima piegata con Racconigi sempre al comando, Imerebelo in seconda posizione, Regal Sprint in terza. Racconigi ancora leader, si sta per completare l'ultima piegata, Imerebelo che si fa sotto e cerca di impegnare il leader, diventa un match a 2 a questo punto fra Racconigi e Imerebelo. Cavalli in addirittura conclusiva, Imerebelo si allarga, Racconigi all'interno, i 2 quasi in contemporanea saltano l'ostacolo, all'attacco Imerebelo che cerca di difendersi Racconigi, Imerebelo sembra aver messo in campo azioni migliori, i 2 testa a testa ma Racconigi rientra, Imerebelo all'attacco, Racconigi ancora in testa, Racconigi sul palo su Imerebelo, al terzo posto il Regal Sprint, è stato un testa a testa entusiasmante negli ultimi 300 metri fra Racconigi e Imerebelo che si sono alternati al comando varie volte, poi Racconigi ha avuto la meglio e ha concluso vincitore questa corsa siepi, il premio Treviso sui 3000 metri. Riguardando il replay vediamo Racconigi chiaro al comando, in seconda posizione il numero 6 di Imerebelo con Raffaele Romano, al terzo l'altro compagno di colori, la Regal Sprint